mattina la 69enne di Spinea, malata di tumore, che aveva scelto la Svizzera per porre fine alla sua vita con il suicidio assistito, le sue ultime parole affidate ad un video toccante. Marco Cappato, che l'ha accompagnata, si autodenuncia. Dramma a Belluno, fulmine colpisce una casa, le esalazioni del fumo scaturito dal quadro elettrico uccidono l'ex vice sindaco 93enne Giambattista Arrigoni, grave la moglie. Contributo per la campagna elettorale, resta la forte la polemica nel Carroccio Veneto. Stamane nessun consigliere regionale a Venezia per la visita di Salvini, segretario federale. Chi prende 10.000 euro al mese è un privilegiato. Domani sarà passato un mese esatto dalla tragedia della Marmolada, con le 11 vittime, 8 delle quali venete, travolte dal crollo del ghiacciaio, una ferita aperta. Incredibile vicenda all'obitorio dell'ospedale di Cittadella, scambiate per errore le salme di due anziane, una delle quali era stata restituita alla famiglia e già seppellita. Donatella Rettore al Covid, positiva da 12 giorni, non sta ancora bene l'annuncio. Su Instagram il messaggio dei fan: il marito e le sue patologie rendono lunga la guarigione, ma tornerà. Tanti soldi da gestire tra PNRR e transizione ecologica, per questo è stato istituito a Venezia il coordinamento del nucleo tutela ambientale dei Carabinieri per tutto Nord-Est ed Emilia-Romagna. Buonasera, TG Veneto in apertura. La morte questa mattina della 69enne di Spinea, malata terminale, aveva un tumore ai polmoni. Le sue ultime parole sono state affidate ad un toccante video che ora in apertura vi proponiamo. Marco Cappato intanto si è autodenunciato. Io avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia casa, tenendo la mano di mia figlia e la mano di mio marito. Purtroppo questo non è stato possibile e quindi ho dovuto venire qui da sola. Io adesso mando un saluto a tutti quelli che mi hanno voluto bene e mi vogliono bene. Li abbraccio tutti. Ciao. Prima di morire Elena ha voluto raccontare in un video la sua storia, la sua sofferenza. Questa mattina è morta a Basilea, in Svizzera. Nel 2021 le è stato diagnosticato un microcitoma polmonare. Poche speranze, le avevano detto i medici, e lei ha combattuto fino a quando ha avuto una sentenza inappellabile. E mi è stato detto che per me c'erano pochi mesi ancora di sopravvivenza. E mi è stata descritta anche una situazione che via via sarebbe diventata sempre più pesante. Così Elena, che ieri abbiamo chiamato Adelina per rispettare la sua volontà, ha pensato, ha parlato con la sua famiglia, ha spiegato la sua scelta. A questo punto io, mettendo in pratica una convenzione che avevo già in tempi non sospetti, prima che succedesse tutto questo, ho deciso di valutare la possibilità di terminare io la mia vita prima che lo facesse in maniera più dolorosa la malattia stessa. Questa decisione è sempre stata mia. Mi sono trovata davanti ad un bivio, racconta Elena, la voce provata. A un certo punto della mia vita io ho dovuto scegliere se, trovandomi davanti a un bivio, volevo percorrere una strada che era più lunga ma portava all'inferno, o se volevo invece scegliere una strada più breve che mi avrebbe portato qui, a Basilea. Elena ha scelto. Sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e debba farlo anche sulla propria fine, senza costrizioni, senza imposizioni, liberamente, e io credo di averlo fatto dopo averci pensato parecchio. È stata accompagnata da Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, che tornando in Italia si è presentato dai carabinieri per autodenunciarsi e rischia fino a 12 anni di carcere con l'accusa di aiuto al suicidio. Un fulmine nella notte ha colpito Villa Arrigoni, nella prima periferia di Belluno. Il fumo provocato da una fiammata uscita dal quadro elettrico della casa ha causato la morte del dottor Giambattista Arrigoni, 93 anni, e il ferimento della moglie Paola Campanaro.
Un violento temporale, un fulmine colpisce una casa nella prima periferia di Belluno e si abbatte sul quadro elettrico dal quale fuoriesce fumo acre e denso. Un botto violentissimo desta nel cuore della notte il dottor Giambattista Arrigoni, 93 anni, che si alza dal letto per controllare cosa sia accaduto, seguito dalla moglie Paola, di 91 anni. Sono all'incirca le 2 della scorsa notte. La tragedia di lì a poco si consuma nel silenzio, rotto solo dalla pioggia battente. Siamo in via Salce 141, questo è il vialetto che conduce a Villa Arrigoni, lo dice bene, lo indica bene questo segnale. Giambattista Arrigoni purtroppo nella notte è morto a causa delle esalazioni causate da un fulmine che ha colpito il quadro elettrico della sua villa. A scoprire la tragedia questa mattina un vicino di casa che a Villa Arrigoni era atteso per fare dei lavoretti. È l'uomo a dare l'allarme, a far arrivare in via Salce SUEM, Vigili del Fuoco e Polizia. Arrigoni si trova riverso a terra, ormai privo di vita. La moglie Paola Campanaro in cucina, priva di conoscenza, viene trasportata subito al pronto soccorso del San Martino e da lì d'urgenza alla camera iperbarica dell'ospedale di Mestre, dove versa in gravi condizioni. Le esalazioni di fumo risultano fatali anche per il cane della coppia, per il quale non c'è nulla da fare. La notizia fa presto il giro della città e il cordoglio è unanime. Giambattista Arrigoni, stimato dentista, era conosciuto per il suo smisurato impegno nel sociale e nel volontariato. Il Comitato d'Intesa, l'Associazione Cucchini, l'Hospice Casa Tua 2, l'Ospedale Missionario di Wamba in Kenya, il Rotary Club, solo alcuni degli esempi dell'impegno in prima fila di Arrigoni per decenni, con una parentesi politica negli anni 80 come consigliere provinciale e negli anni 90 quando ricoprì il ruolo di assessore ai servizi sociali e vice sindaco di Belluno. Insignito del premio San Martino nel 2004, Arrigoni è stato una figura di riferimento per Belluno, ricorda il presidente della provincia Roberto Padrin, e a lui gli fa eco il sindaco De Pellegrin. Se ne va un pezzo importante della storia del volontariato. Un medico illuminato che da amministratore aveva avuto a cuore la sua città al pari dei suoi pazienti, le parole dell'onorevole Dario Bonda. Un'altra morte difficile da accettare per tutta la comunità di una persona generosa che lascia alla sua Belluno una grande eredità. Sono affidati ai risultati dell'autopsia e dall'indagine tossicologica, entrambi fissati per domani a Belluno, gli elementi che orienteranno l'inchiesta a carico del padre del bambino di 2 anni morto la sera di giovedì scorso all'ospedale di Pieve di Cadore. Il piccolo aveva manifestato segno di un progressivo malessere al suo rientro a casa dopo aver trascorso con il papà alcune ore in un parco giochi di Longarone dove risiede con i genitori. I timori espressi in un primo tempo ai soccorritori dall'uomo erano legati all'ipotesi che il figlio potesse aver ingerito qualcosa mentre si trovava nell'area pubblica, ma le ricerche effettuate in seguito dai carabinieri pare non abbiano individuato alcuna sostanza potenzialmente nociva. L'indagine si è allora spostata su qualcosa che il bambino possa aver ingerito a casa sua e da qui una perquisizione disposta dalla magistratura all'interno della residenza, al termine della quale tuttavia, secondo quanto si è appreso, non sarebbe stato acquisito dagli investigatori alcunché di anomalo. Il padre del piccolo è formalmente indagato come atto dovuto. Matteo Salvini risponde dei 5.000 euro chiesti ai consiglieri regionali della Lega, una notizia che aveva creato più di qualche mal di pancia all'interno del partito. Ci sono tutti oggi a Venezia: Andrea Tomaello, commissario della Lega per la città metropolitana, l'assessore Sebastiano Costalonga, il deputato Alex Bazzaro e il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Venezia, Riccardo Brunello. Mancano tutti i consiglieri regionali del partito. Un'assenza che fa rumore se si pensa che soltanto pochi giorni fa i consiglieri regionali erano stati invitati dal partito a devolvere 5.000 euro per finanziare la campagna elettorale delle prossime politiche, quindi dei loro colleghi futuri deputati. Una decisione che avrebbe generato più di qualche mal di pancia, sul quale Salvini oggi ha voluto tornare, probabilmente per spegnere gli animi più bollenti. Ognuno darà quello che vuole dare. In un momento di difficoltà economica per milioni di famiglie, io penso che chi prende stipendi da migliaia di euro al mese debba solo ringraziare e lavorare, però non mi occupo di quattrini, noi non abbiamo banche alle spalle, sindacati alle spalle, poteri forti alle spalle. Ognuno di noi dà liberamente il suo contributo. Ci sono sindaci in Veneto che prendono 500 euro al mese di rimborso spese e li danno tutti
alla Lega. A proposito di sindaci, il leader della Lega proprio ieri aveva incontrato il segretario provinciale trevigiano Gianangelo Boff, sindaco di Tarso. I due, confida Boff, avevano avuto un confronto proprio su questo tema, tanto che la linea resa pubblica oggi tra i due è comune. Se io oggi sono sindaco lo devo anche al fatto che a un certo punto la Lega ha deciso di appoggiare in un piccolo paesino come Tarso un ragazzo di 32 anni che si accingeva a fare il sindaco. Se hai un'appartenenza politica che ti ha portato anche a determinati risultati, è vero che non puoi toglierti da quella squadra, sei di quel gruppo là e devi cercare di fare tutto quello che è nelle tue possibilità e nelle tue disponibilità, tenendo conto anche della famiglia e tutto il resto, per sostenere quell'idea politica e per sostenere chi ti ha dato una mano. Nega Boff che sia mai partita alcuna richiesta ufficiale da Via Bellerio, che è stata invece confermata da fonti interne ai consigli regionali di Veneto e Lombardia. E allora torniamo sulle dichiarazioni di Salvini. Appunto oggi a Venezia in primo piano c'è l'autonomia, priorità del centrodestra in caso di vittoria alle elezioni di settembre. Tema centrale del programma e dei primi consigli dei ministri sarà l'autonomia. L'autonomia sarà il tema centrale del governo di centrodestra. Matteo Salvini lo dice subito all'inizio della sua visita lampo a Venezia per esporre i punti principali del suo programma elettorale. La flat tax al 15%, ieri gli imprenditori mi hanno chiesto la pace fiscale, la rottamazione e la chiusura delle cartelle di Equitalia, l'impegno al ritorno dell'Italia all'utilizzo del nucleare pulito e sicuro. Secondo me è doveroso. L'impegno a completare le infrastrutture ovunque siano ferme e a partire coi lavori del ponte sullo Stretto di Messina, che si finanzia solo da privati. Ecco, su alcuni temi non ci possono essere dubbi. Alla vigilia di una campagna elettorale che si annuncia infuocata non solo per questioni meteorologiche, accompagnato dai maggiorenti del Partito Cittadino, Salvini parla anche di Venezia. Su Venezia città c'è il tema della legge speciale per Venezia, che sostanzialmente è arrivata al traguardo. Per me più turismo di qualità c'è, meglio è. Io ieri sera sul tardi, dopo la 1, ho fatto 2 passi a Venezia a vedere gli enormi yacht attraccati. Per me è assolutamente positivo, perché significa lavoro, significa ricchezza, significa bellezza. E quindi, ovviamente occorre turismo di qualità, non occorrono le orde barbariche. Per me Venezia è un museo e quindi al museo di solito paghi il biglietto d'ingresso. Dopo alcuni selfie in piazza San Marco, per Salvini è già tempo di partire, ma assicura che prima del voto non mancheranno altre visite in laguna. Sicuramente ad agosto ci rivedremo, poi ci rivedremo anche al festival, ma lì sarò ospite perché ci sarà in concorso il docufilm della mia compagna e quindi sono ben contento di tornare al festival. Si chiama Shefki Kurti, albanese di 72 anni, residente a Badia Polesine. L'uomo il cui cadavere è stato fatto a pezzi ed è stato trovato nei giorni scorsi nell'Adigetto. L'uomo era pensionato, coniugato. Gli investigatori hanno invitato chiunque abbia notizie utili riguardo alla vittima a farsi avanti per supportare l'attività di indagine degli inquirenti. Ed ora nel Padovano, Cittadella, una vicenda triste accaduta ieri all'obitorio dell'ospedale dove sono state scambiate, pensate, le salme di 2 anziani. I familiari di un'anziana e un'anziana di pompe funebri hanno già avviato un'azione legale. L'ULSS 6 annuncia un'indagine interna. Alle 10 di ieri mattina, 1 agosto 2022, il signor Cappellaro riteneva, o meglio era presente al Camposanto per rendere l'ultimo saluto alla madre, o meglio credeva di aver reso l'ultimo saluto alla madre e in realtà poi nel pomeriggio ha dovuto recarsi prima dai carabinieri per deporre e per rispondere alle domande dei militari e poi sempre nel pomeriggio ha dovuto recarsi nuovamente presso l'obitorio di Cittadella per il riconoscimento della salma di sua madre. Una giornata dolorosamente incredibile per 2 famiglie, un figlio che ha sepolto la madre il mattino inconsapevole dello scambio, parenti e conoscenti che in obitorio si sono trovati davanti a una persona diversa da quella a lungo amata, quella accaduta nell'ospedale di Cittadella.
Facciamo un passo indietro. Petronilla Signorini, 84 anni, di Tremignon di Piazzola, muore all'ospedale di Cittadella il 28 luglio scorso. Nello stesso giorno muore anche un ottantenne di San Giorgio delle Pertiche. Dopo il riconoscimento da parte del figlio, la signora Petronilla viene accompagnata ieri prima in chiesa, poi al Camposanto di Tremignon per la sepoltura. Tutto bene fino al pomeriggio, quando all'obitorio di Cittadella capiscono il tragico errore. I nostri assistiti comunque, ci aggiungiamo al loro invito, è quello di dimostrare o ramostrare a tutto il personale dell'obitorio dell'ospedale di Cittadella la massima solidarietà per quanto accaduto. Snoccioliamo solo preliminarmente un po' di cifre. A Cittadella sono operativi e lavorano presso l'obitorio cittadino due unità, quindi 2 lavoratori contro i 7 necrofori presenti presso l'ospedale di Schiavonia e i 4 necrofori presenti presso l'ospedale di Campo San Piero. Ammette l'errore l'ULSS 6 Euganea, che in un comunicato rende noto che all'obitorio dell'ospedale di Cittadella si è verificato uno scambio di feretro tra 2 persone decedute a poca distanza l'una dall'altra e annuncia l'avvio di un'indagine interna. Del fatto è stata informata l'autorità giudiziaria, che in queste ore ha dato nulla osta perché si proceda alla sepoltura di entrambe. Resta da parte delle famiglie e dell'azienda di pompe funebri coinvolta la necessità di fare chiarezza. Ieri abbiamo avuto 2 cerimonie funebri che di fatto sono state in qualche modo fortemente turbate. Usiamo questo termine. La prima celebrata e l'altra in fase di celebrazione. Quindi insomma, diciamo così che ritengo che comunque questa situazione meriti innanzitutto l'individuazione delle responsabilità e secondo me anche una formale scusa nei confronti di tutte le parti coinvolte. Restiamo in provincia di Padova, Noventa Padovana, un incendio scoppiato nel primo pomeriggio nella villa di Noventa Padovana di Alex Zanardi. Pare incendio scaturito da un cortocircuito, l'impianto fotovoltaico, le fiamme sarebbero già state spente al momento, secondo quanto si apprende. Si stanno però valutando gli eventuali danni ai macchinari che assistono. L'ex campione, che ricorderete a giugno del 2020 è rimasto coinvolto in un incidente nel Senese mentre partecipava ad una gara di handbike. Torniamo in montagna perché domani sarà passato un mese esatto dalla tragedia della Marmolata, dove hanno perso la vita 11 persone, 8 veneti. L'allerta scatta poco dopo le 13 di una domenica assolata sul massiccio a cavallo tra le province di Belluno e Trento. Sono passate da poco le 13 di domenica 3 luglio. Il ghiacciaio della Marmolada è meta di numerosi escursionisti, chi impegnati nella salita, chi nella discesa. Fa caldo, in vetta a oltre 3.000 metri di quota il termometro segna più di 10 gradi. D'un tratto un boato simile al passaggio di un jet. Il respiro di chi si sta rinfrancando della fatica al rifugio si ferma. Una montagna di ghiaccio, sassi e acqua piomba a valle a una velocità stimata in 300 km/h. Cancella la morfologia dei luoghi, strappa alla vita 11 escursionisti. 8 sono i veneti, 4 vicentini, Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo e Nicolò Zavatta, 2 padovani, i coniugi Davide Miotti e Erika Campagnaro, i fidanzati Emanuela Piran e Gianmarco Gallina, lei di Bassano, lui di Montebelluna. Dalle 15 in poi si susseguono i tweet del Suo e del Veneto e ribattono istantanea di un pomeriggio funesto. Sul ghiacciaio si accendono i riflettori dei media che arrivano da tutto il mondo. Le più alte cariche dello Stato salgono fino a Canazei, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, la Presidente del Senato Casellati, e alla loro presenza si unisce quella virtuale del Capo dello Stato e del Papa. È finita nel peggiore dei modi, affermerà una settimana dopo il Presidente Zaia, quando gli accertamenti dei RIS di Parma mettono nero su bianco le comparazioni dei DNA repertati in 6 giorni di ricerche. Una delle più brutte pagine di storia delle nostre montagne, una tragedia che si fa ancora fatica ad accettare, tantomeno a comprendere. Quella è stata una tragedia, ci ha colpito particolarmente, non era mai successo un evento del genere e ci fa aprire gli occhi anche su questi cambiamenti climatici importanti che non vanno
trascurati. Sono i glaciologi in quei giorni a spiegare come quel seracco sia scivolato, sospinto dall'acqua che scorreva ai suoi piedi. L'immagine di quel buco enorme di un azzurro accecante si staglia sopra il lago di Fedaia. Sono i giorni delle ricerche, prima con i droni, poi con le squadre attrezzate che setacciano palmo a palmo la frana che restituisce brandelli di vita. Testimoni diretti e miracolosamente scampati alla tragedia affidano alle pagine della rivista francese Montagne Magazine il racconto del dramma, il frastuono dell'esplosione della calotta di ghiaccio 100 metri sopra le loro teste, l'aiuto dato ad Alessandra De Camilli, compagna inseparabile di Tommaso Carollo. Il 9 luglio si commemora la tragedia nel giorno in cui il numero delle vittime diviene ufficiale e definitivo. Il cordoglio e la commozione uniscono, urlano l'esigenza di politiche e interventi urgenti per contrastare il cambiamento climatico. Il ghiacciaio della Marmolada ancora oggi è inaccessibile, non le aree con termini. Il ghiacciaio è giustamente interdetto, chiuso e bisogna assolutamente prestare la massima attenzione. L'importante è che non ci sia in questo momento chi si avventura sul ghiacciaio, perché laddove è successa una cosa del genere bisogna prestare attenzione indubbiamente. PNRR, transizione ecologica, tanti soldi pubblici da gestire e dietro questi l'ombra delle ecomafie. Per questo nasce il comando, il coordinamento di comando interregionale dell'Arma dei Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica con sede a Venezia. La prima cosa di cui mi sono reso conto è che a fianco al mondo dei rifiuti e dell'ambiente ci sono tanti soldi, e questo fa sì che automaticamente la materia diventi di interesse per la criminalità comune e organizzata, che è motivo della nostra attività di contrasto. Ha sede in Veneto, ma competenza anche per Friuli, Emilia Romagna e Trentino, nuovo gruppo interregionale comando per la tutela ambientale e la transizione ecologica dell'Arma dei Carabinieri, una realtà che coordina le attività investigative dei 5 NOE dell'Italia del Nord-Est, in stretta collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia. A spiegare l'importanza di questo nuovo modello operativo è il generale di brigata Valerio Giardina, alla guida del comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, dal settore delle energie rinnovabili con gli appalti per la realizzazione dei parchi solari, eolici, biogas, fino al ciclo dei rifiuti. Ogni piccolo comune ha il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti, sono soldi dei cittadini quelli, e noi dobbiamo garantire che quei soldi vadano indirizzati esattamente a quei fini, e non è sempre facile che questo avvenga, ma non c'è soltanto quello, che è uno degli aspetti di infiltrazione mafiosa maggiore, non soltanto al sud, ora anche al nord, al centro-nord, ma c'è tutta la filiera del ciclo del cemento e delle cave. Il fatto che questo assetto specialistico dell'Arma sul Veneto assuma una configurazione più solida, più corposa, è certamente un elemento di valore per tutto il sistema Arma operante su questa regione. Una regione che in tema di ambiente ha sempre posto un'attenzione veramente importante e una grande sensibilità. Molti fondi messi a disposizione dall'Europa, a partire da quelli del PNRR, soldi che possono fare gola ai singoli ma anche alle organizzazioni mafiose. Tra i compiti del comando anche quello di verificare le dichiarazioni non finanziarie sulla sostenibilità. L'Arma dei Carabinieri realizza così un modello anche di lavoro che potrebbe diventare punto di riferimento per tutte le forze di polizia. Donatella Rettore ha il Covid ormai da 12 giorni, le sue patologie rendono più lungo il percorso di guarigione, ci racconta il marito musicista Claudio Rego, ma dice tornerà presto. L'annuncio su Instagram ha gettato nello sconforto i fan. Sono positiva, con sintomi, sto male e non ho altro da aggiungere, spero di farcela. Donatella Rettore ha il Covid e nella sua situazione il decorso è più complicato. A parlare è il marito Claudio Rego, musicista e compagno di vita da tanti anni. Donatella non sta benissimo, nel senso che forse facciamo corna, oggi verificheremo se è negativizzata, però essendo lei fragile perché è microcitenica, su di lei questi problemi che per persone che hanno una condizione di salute pressoché normale
hanno un certo decorso. Su Donatella invece i tempi si allungano. L'umore non è dei migliori, prosegue Rego, anche perché questo stop forzato interrompe gli impegni seguiti al grande successo ottenuto da Rettore all'ultima edizione di Sanremo assieme a Dito nella piaga, ma la leonessa rock di Castelfranco non si arrende. Conoscendola posso soltanto dire che sicuramente Donatella dà un appuntamento a prestissimo a tutti, abbiate pazienza, cioè, arriva, ci mette un pochettino di più di quanto lei vorrebbe, però insomma arriviamo. E allora l'augurio di tornare presto a cantare e l'invito all'ottimismo è quello che Rettore stessa ha lanciato dai nostri microfoni qualche anno fa. Ogni ora, ogni minuto che voi passate malinconicamente buttato alle ortiche. Ciao da Rettore. Guarda dritto avanti a te, dottore, chiamami e richiamami un onore. Ci fermiamo, siamo alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi, TG Venezia. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano infiamma nuovamente l'Italia. Bel tempo e caldo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 3 agosto. Sul Veneto tempo asciutto e stabile. Avremo un ampio soleggiamento dappertutto, come vediamo il cielo sarà sereno e limpido. Qualche addensamento, ma insomma senza conseguenze e precipitazioni assenti. Temperature in aumento, minime tra 16 e 25 gradi, massime invece comprese tra i 31 e i 34 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, con cielo sgombro da nubi e venti di brezza. Temperature minime tra 22 e 25 gradi, massime sui 32-34 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove domina il sole con cielo limpido e senza piogge. Temperature minime intorno ai 20-22 gradi, massime sui 35 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.